capiamo perché sono tante decisioni che ai nostri occhi non sono giuste. Ma sappiamo, Padre, che tu sei un Dio che sta sopra tutto questo. E tu stai preparando qualcosa per un futuro, per un avvenire. E che le nostre autorità possano riconoscere questo Dio santo, giusto, bem. Preghiamo per la nostra Chiesa, Padre. Che sia la tua Chiesa dei tuoi sogni a eseguire tutto quello che tu stai pianificando, Padre, e desiderando con tutti noi. La tua Chiesa, Padre, un solo Spirito. No nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Pastore? Piacere, Caio, tutto bene? Possiamo fare dopo? Ok, leggiamo Luca 18, 1-8. Luca 18, 1-8. Stiamo lavorando sulle parabole in questo periodo, stiamo lavorando sulle parabole di Gesù da 2 mesi e fino a agosto staremo lavorando le parabole come i piccoli gruppi stanno facendo nelle settimane. Luca 18, 1-8 è una parabola di un giudice ingiusto e la vedova. Avete trovato? Abbiamo qua. Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non. Che dovevano pregare quando? Sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. In quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Ele per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. E il Signore disse: ascoltate quello che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con... Tu credi in questa frase? Che Dio renderà giustizia con prontezza. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Interessante questa parabola, né? Questa storia. Interessante quando Gesù comincia a collegare questi brani di quello che noi tante volte stiamo gridando e sembra che Dio non sta ci ascoltando. Sembra che io sto gridando al vuoto, io non riesco a sentire questo Dio che mi ascolta e sembra un Dio lontano, 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 lontano e sembra che è quella giustizia che io sto gridando da anni e Dio non mi ascolta. Ma questa parabola ci insegna che se un giudice iniquo, un giudice che non è giusto, stava prendendo causa di quella donna, non farà Dio lo stesso con noi, o meglio, molto di più per noi? Tu credi che questo Dio o no? Tu già hai dubitato di questo Dio? O io sono qua da solo, che dubbio? O pastore anche tante volte, ma Dio sarà che la giustizia? Dio sarà che tu prenderai cura di me? Dio da tanti anni che sto pregando per questa situazione e tu non mi rispondi. E tante volte noi pensiamo, sarà che c'è Dio presente nella nostra storia? Ma c'è Dio. E questa parabola ci insegna questo. È interessante che quando noi cominciamo a prendere le parabole di Gesù, noi cominciamo a percepire che Gesù di solito usa le cose molto usuali, normali della vita e comincia a inserire. È molto interessante quando lui comincia a usare dei personaggi. Qualche settimana fa abbiamo predicato del fariseu e il pubblicano. Pastore Sandro domenica scorsa ha predicato sul figlio prodigo, il papà e l'altro figlio. Ossia, Gesù usa delle persone e qua sta usando gli altri due personaggi molto conosciuti. Stava usando qua un giudice e una vedova. Chi era o giudice in quel periodo? Un'autorità massima, aveva potere. Chi era la vedova? Nessun onore, una povera. Stavo parlando adesso con un gruppo che nós facciamo estudo bíblico com a Ale 9. E é interessante, le vedove in quel periodo non aveva nessuno diritto.
se un marito muore, la vedova in quella società ebraica doveva stare completamente da sola, abbandonata. Perciò che tante volte erano i religiosi che prendevano cura, e Dio ha lasciato questa legge di prendere cura delle vedove e di orfani, ma era una società che rifiutava le vedove perché era una grande difficoltà pela storia. Perciò che Gesù in quel momento está arricchendo questo testo di trovare in questa storia dei principi del reino di Dio, della persona di Dio e una storia normale della società ebraica in quel periodo. La società ebraica era così. E Gesù stava insegnando di un principio della persona di Dio dentro di quella società ebraica. In questa parabola possiamo trovarci dei principi fondamentali della scoperta del nostro Dio e come funziona la giustizia di Dio. Dio è giusto? Dio è giusto? Dio è giusto. E questo Dio giusto che abbiamo cantato si manifesta con la sua giustizia verso di noi. Perciò di qua noi possiamo prendere 3 punti importanti. Non stancarsi mai di pregare. Insistere, supplicare. Secondo princípio, Dio fa la giustizia e non tarderà. La giustizia di Dio si adempie. Lui non tarda. Il suo tempo succede. Il terzo princípio, la fede è basata sulla nostra speranza della giustizia di Dio. La fede, Gesù troverà fede nella terra quando tornerà? È la giustizia di Dio che deve essere manifestata. Perciò in questi 2 personaggi possiamo dividere in questo messaggio in queste 3 parti. E sempre ricordando che questa parabola c'è un insegnamento biblico. Prima parte è non stancarsi mai di pregare. Che cosa significa questo pregare sempre? Sempre. Ma sempre. Ma pastore, já dá um ano? Sempre. Mas estou aspettando da 3 anni? Sempre. Eu ho detto già alla chiesa, ho aspettato 31 anni che il mio papà poteva convertirsi. 31 anni. Quando eu guardo indietro, 31 anni è passato così. Ma quando eu stavo nel 20° anno, 25, 26, sembrava, Dio, fino a quando? Fino a quando? Non arriverà quello tempo? E Dio, prega, prega, prega. E un giorno mio papà ha detto, io mi sono convertito e tra 2 mesi sarà mio battesimo, com 83 anni. Cosa? E Dio dicendo, Caio, tu hai pregato e la giustizia si è adempiuta. Perciò la giustizia di Dio si adempie. Io non posso mai smettere di pregare. Pregate sempre. E questa storia, questo principio dentro del reino di Dio significa che noi non possiamo mai perdere la speranza e sapere che Dio agisce. Noi abbiamo dei gruppi di preghiera qua. Tu continua a venire a pregare o no? O tu já sei stanco di venire domenica mattina a pregare? Já siete stanchi? Eu ho visto oggi pochissime donne e penso che non c'era nessun uomo. Dove sono gli uomini? Siete stanchi di pregare per i vostri figli? E quando i vostri figli staranno in una crisi di vita, una crisi di tante le altre cose, crisi spirituali, e tu cominci a gridare, a pregare. Stiamo qua. Siete stanchi di pregare, carissimi? Giovedì siete stanchi di pregare? Noi non possiamo mai smettere di pregare, perché quella vedova ci insegna che deve sempre insistere. E Dio ascolta il nostro grido quando la ingiustizia sta succedendo. Io non posso mai smettere di pregare, perché io credo che c'è un Dio che ascolta, io credo nel soprannaturale di Dio, io credo che Dio agisce nei suoi miracoli, altrimenti eu comincio a inserire dentro di Dio, dentro di una scatola, e un Dio che non può fare, che Dio non può fare, non può fare, non può fare. Io non credo in questo Dio. Io credo in un Dio che può fare, che può fare, che può fare, e le cose più alte e più difficili ai miei occhi, Dio può fare. E Dio agisce, è un Dio dei miracoli. Sembra che esiste qualche momento che mio grido finisce, ma Dio está dicendo, Caio, dove è la tua fiducia? Grida a me, e io ti grida a me, e io ti risponderò. Grida com cuore sincero a me, per una causa giusta, e io ti risponderò.
Giacomo dice che tante volte le nostre preghiere non sono risposte perché noi non sappiamo come pregare, oppure preghiamo per i nostri propri desideri. C'è qualcosa che non funziona in questo modo. Ma il grido di questa vedova è per una giustizia. Il nostro grido deve essere per una giustizia. Perciò devo conoscere bene Dio e sapere a che cosa eu devo gridare ao mio Dio. E Dio sa tutto, è interessante questo. Perché que eu devo pregare se Dio sa tutto? Tante volte a minha crise de preghiera è quel momento. Eu estou pregando, ma un Dio che sa tutto. Perché che serve pregare? Perché Dio vuole vedere e sentire la mia dipendenza in Lui. Se veramente eu mi fido di Lui, se veramente eu sono dipendente di Lui. Perciò è interessante vedere i nostri personaggi biblici. Mosè, quando stava sofrendo le situazioni molto difficili nel deserto, che cosa lui ha fatto? Ha abbandonato o ha gridato a Dio? Ha gridato a Dio. Che cosa faceva Davide? Basta leggere i Salmi. Quando i nemici stavano trionfando su Davide, che cosa lui faceva? Dio, fino a quando? I nemici, quelli che non credono in te, stanno trionfando, e io che sono qua prezioso ai tuoi occhi, sto soffrendo. E lui gridava a Dio, e dopo diceva: adesso ho visto la tua mano, ho visto la tua gloria, ho visto la tua presenza. Tu mi hai risposto. É o grido. Josué pregava, Abraamo gridava, tutti loro gridavano, Giobbe, quanto ha gridato davanti a Dio. Lo stesso Gesù ha pregato, lo stesso Gesù ha gridato, lo stesso di Gesù fece questo. Ma che sia fatta la sua? Che sia fatta la sua? E la sua giustizia e volontà. E quello giusto si diventa ingiusto. E questo ingiusto si diventa giusto. Per quello che Gesù fece per noi. È il grido che noi dobbiamo fare, è il grido che dobbiamo stare sempre manifestando. Perciò che la preghiera è questo grido di giustizia. E sembra che quello che vivono in intimità davanti a Dio sono quelli che subiscono più persecuzione. Tu já hai percepito che quando tu stai servindo Dio di modo molto più chiaro e profondo, la persecuzione è molto più forte davanti a te? Já hai percepito questo? E tante volte tu hai detto: basta, io mollo, se per continuare in questo modo, basta. Quanti di noi já abbiamo lasciato tante cose e abbiamo perso di vivere una nuova esperienza con Dio? Io non posso mollare mai. Io non posso smettere di pregare. Eu não posso mais smettere di gridare ao mio Dio, perché io so che quando sto combattendo c'è un Dio che è con me e mi porta alla giustizia. È questo il nostro Dio. Gridare è una necessità e Dio ascolta. Quando gridiamo e preghiamo possiamo sentire e percepire che Dio ascolta, ma non soltanto ascolta, Dio agisce in modo favorevole ao suo povo. Dio agisce. Eu já condiviso para a Chiesa che per me c'è un salmo stupendo di questo senso di grido a Dio. È il salmo numero? Salmo numero? È tra 39 e 41. Ah, bravi! Salmo numero 40. Come comincia quello salmo? Chi si ricorda? Non è scritto qua. Come comincia o salmo numero 40? É bellissimo quello salmo. Questa è la conseguenza, ma l'inizio che cosa dice? Chi ha trovato na Bibbia? Legge per noi. Io pazientemente aspettato il Signore e Lui si è chinato su di me e ha ascoltato il mio. Che salmo prezioso. Que salmo prezioso, com paciência eu aspetto no Signore, Lui ascolta o mio grido e dopo agisce e mi solleva di quella difficoltà. La pazienza è sapere aspettare, la pazienza è sapere che c'è una risposta, la pazienza è sapere che Dio agirà in modo favorevole a me.
io ho pazientemente aspettato il Signore e Lui ha ascoltato il mio grido. E è interessante che questo salmo dice che Dio si è inchinato su di me. Ossia, non sono io che mi inchino davanti a Dio, è Lui che mette l'orecchio nella mia bocca e ascolta il mio grido. E mi prende per mano, mi solleva e mi porta nel posto più alto che c'è. E mi fa camminare sulla roccia. In quel momento, quando eu sono nel posto più sicuro, più alto, e che eu estou camminando, io comincio a lodare o mio Dio, a glorificare o mio Dio, e gli altri vedranno quello che Dio ha fatto. Tu stai gridando a Dio. Tu stai aspettando Dio com pazienza. Perché se tu sei in quel pantano fangoso, Dio è pronto a toglierti e portarti nel posto più sicuro e più alto. É questo il nostro Dio. Tante volte stiamo in una causa difficile, una situazione difficile, ma è Dio che agisce e fa dei miracoli. Non smettere mai di pregare. Non stancarti mai di pregare. Prega sempre, perché un giorno arriverà. In quel momento tu dirai, c'è Dio. Ha ascoltato il mio grido. C'è Dio. E mi ha dato la risposta. C'è Dio. E adesso sì io posso capire che il mio momento di difficoltà era per un breve tempo. Perché quando sono in mezzo alla tempesta, sembra che non finisce. Ma quando finisce, è stato un breve tempo. Interessante che questa notte, no, almeno a Montebelluna, sembrava che la nostra casa doveva andare, non so dove. Era una tempesta, non so se qua a Treviso era così. Tanto vento, tanta aria. Eu estava pensando, quando finirá? Eu voglio dormire. Quando finirá questo vento? E se ti chiudesse tutte le finestre c'era caldo, se aprisse non poteva dormire. Ma è finito. Adesso apriamo le finestre, vediamo il sole. Era un breve momento. E è questo modo che il nostro Dio agisce. Secondo ponto, Dio fa a sua giustizia e non tarda. E o nosso Dio si manifesta. Quello che insegna questa parabola Gesù è se quello giudice iniquo ha ascoltato il grido di quella vedova, non può dire anche ascoltare il nostro grido? Chi ha più potere, il giudice o è Dio? Chi è giusto? Quello giudice che non era giusto o il nostro Dio? Dio ascolta e non tarda in rispondere. Dio ascolta il nostro grido e si manifesta. Perciò Gesù ci insegna che se un giudice iniquo ascolta la richiesta di quella vedova, tu puoi immaginare quello che può fare Dio con noi? Tu puoi immaginare? Oggi tu stai dicendo che Dio è tardi e Dio está troppo lontano. Dio risponde. E Dio non ti abbandona. E Dio risponde. E Dio risponde nel momento giusto e opportuno. Perciò il nostro rapporto con Dio di un figlio in padre è quello sguardo del Padre verso di me. Questo rapporto che noi dobbiamo avere, io e Dio, è un figlio con un padre, ma è un rapporto che io posso avere sguardo negli occhi di Dio e sentire questo Dio. La sfida di questo brano è spingerci a capire veramente chi è mio Dio, chi è mio Padre. Dio ti ama e ha un sguardo di amore profundo nei tuoi occhi. Dio ti ama e vuole abbracciarti sempre. Dio ti ama e vuole rispondere e fare giustizia nella tua vita sempre, ancora qua in questa terra. Dio ti ama e è presente nella tua storia. E è questo scambio di sguardo d'amore che noi dobbiamo capire il senso con il nostro Dio. Perciò quando io arrivo davanti a Dio, non è creare un fastidio a Dio, è creare una gioia al mio Dio. Perciò il mio grido, stare insistendo con mio Dio, eu non sto creando nessun fastidio come stava succedendo con quello giudice. Quando mi avvicino a Dio, Dio gioisce con questo, perché Lui vuole sentire un figlio che grida. È bello di vedere adesso questa bambina quando ha fatto e la mamma sicuramente. Perché è quello sguardo della figlia con la mamma, è lo sguardo del figlio com o papà.
è o sguardo della nostra persona con il nostro Dio. Perciò la presenza, la necessità della preghiera è che noi possiamo avere questa intimità e questo rapporto con Dio. Non è una richiesta personale che noi stiamo desiderando, ma è una richiesta di giustizia, è una causa giusta che noi stiamo gridando. E Dio dice, mio figlio, io ti farò giustizia, mio figlio. Io non ti abbandono, mio figlio. Io prenderò nelle braccia, figlio. Io camminerò con te, mio figlio. Io non ti abbandono. Isaura, può fare una camminata con questa piccola adesso? È questo che Dio fa con noi, ti prende per braccia e comincia a guardare e camminare con noi. È questo che Dio fa. Ah? E ecco qua la risposta. È Dio. È questo il nostro grande Dio che fa giustizia. E il nostro Padre è giusto. Non pensare che stare sotto la mano di un Dio oppressore. Noi non stiamo sotto la mano di un Dio oppressore. Noi stiamo sotto la mano di un Dio che ci ama. Noi stiamo sotto la mano di un Dio che benedice le nostre vite. Noi stiamo sotto la mano dell'unico e vero Dio. E non è un cattivo Dio, è l'unico e vero Dio. Perché il nostro Dio ascolta e si diventa presente nella nostra storia. Tante volte pensiamo che la nostra causa sia persa, ma non è persa. Tante volte noi ci sentiamo ignorati da Dio, ma non siamo ignorati da Dio. La nostra causa. C'è ancora un giudice giusto, che è il nostro Dio, che prenderà per mano e ci risponderà. È il nostro Dio. Perciò il versetto 7 e 8 dice così, 18, 7 e 8. Andare avanti? Prossimo. Che cosa dice? Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti, che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Io vi dico, renderà giustizia con prontezza. Dio ci risponde. Tu credi in questo? Potete dimenticare tutto quello che io vi ho detto, ma se questo versetto sarà nel tuo cuore, nella tua mente, basta. Io posso uscire di qua felice, perché io credo in questo Dio presente. Terzo e ultimo punto. La fede basata sulla giustizia che succederà. Che cosa finisce questo brano? E quando Gesù tornerà, troverà ancora fede sulla terra? Troverà? La mia grande domanda con Dio oggi è questa. Dio, eu penso che sta arrivando gli ultimi tempi. Eu penso che sta arrivando gli ultimi tempi e tra poco avremo un incontro eterno con te. Perché veramente le cose stanno finendo, si stanno sciogliendo. Tutto che vediamo nelle nostre società, tutto che vediamo nelle nostre persone che fanno, noi percepiamo che sta si sciogliendo tutto il senso di quello che Dio stava pianificando per la nostra umanità. Gli ultimi tempi stiamo vivendo. E il grido di Gesù era questo. Troverò forse fede in questa terra? La fede che cerca la giustizia? Oppure l'umanità starà cercando sempre i suoi piaceri personali? È questo il grande conflitto qua. Una fede di giustizia di Dio oppure un agire umano pensando a se stesso nell'egoismo. Interessante il brano di 2 Timoteo 3, 1-5. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anche anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno renegato la potenza. Anche da costoro, allontanati. Gli ultimi tempi. E quando noi cominciamo a vedere la nostra società, gli ultimi tempi. Perciò che Gesù stava dicendo, sarà che quando il Figlio dell'uomo ritornerà in questa terra, troverà fede? Una fede nella giustizia di Dio? O troverà questo?
E sembra che il nostro mondo sta vivendo in questo, nell'egoismo. E tutte le decisioni, scusate, non faccio nessun commento politico nel nostro culto, ma tutte le decisioni anche dei nostri politici oggi è verso gli uomini. E stanno dimenticando della giustizia di Dio. E dov'è la giustizia di Dio? Dov'è la fede dell'essere umano? Dov'è la fede anche della Chiesa? Dov'è la Chiesa con questa storia? Troverà ancora fede? Io sto cercando veramente la giustizia di Dio o sto cercando il mio piacere? Il piacere umano o quello che gradisce a Dio? Desiderio umano o quello che è verso di Dio? E l'amore finirà, perché gli uomini non desiderano più amare e sentirsi amati e non vogliono più conoscere questo Dio. Perciò che anche i figli di Dio stanno perdendo il senso di cercare la giustizia di Dio, stanno cercando la giustizia umana e la giustizia propria. Quando ritornerà il figlio dell'uomo, troverà ancora fede nella terra? Troverà? Dove è la mia giustizia? È in Dio o in me stesso? Dove è la mia coerenza di parola di Dio? È nella parola o in me stesso? Dove è la conoscenza, la vita della Chiesa? La fede esistirà soltanto se io credo un Dio di giustizia, un Dio che prende cura delle vedove, un Dio che prende cura degli orfani, un Dio che prende cura di quelli che soffrono, un Dio che prende cura di quelli che sono perseguitati, e queste vedove, questi orfani, questi che sono perseguitati e tutto quello che soffrono, stanno gridando a un Dio di giustizia e non stanno gridando agli uomini per fare giustizia. A chi io sto gridando? Per una fede di speranza? Oppure sto gridando a me stesso e agli uomini? Perciò che il grido di Gesù in quel momento era così: dov'è la fede? Tu stai aspettando con speranza nel vero Dio, oppure tu hai abbandonato anche Dio e sta collegando Dio con quello giudice iniquo? Dov'è la tua fede? Perché tu devi rivolgersi soltanto a Dio e non agli uomini. Tu devi rivolgere alla giustizia divina, e questa è più perfetta, è più alta, e quella funziona. Tante volte quando noi vediamo l'ingiustizia, noi cominciamo a fare il nostro ragionamento umano, che non è sbagliato, ma noi mettiamo il nostro ragionamento umano sopra la giustizia di Dio e cominciamo a agire a un modo nostro, e adesso viene la crisi. È questa giustizia di Dio che deve essere sopra, e il mio ragionamento deve essere collegato con questa giustizia di Dio. E quanto più io conosco Dio, più io posso percepire la sua giustizia, la giustizia divina. Perciò troverà fede ancora? La fede che Dio agisce? La fede che crede che un Dio è presente? Perciò non siamo noi a fare la giustizia, è Dio. Il nostro grido è a Dio, e sapere aspettare com. E quando finisce la pazienza? Non lo so. Io so che la pazienza deve esistere. E quando ritorna la risposta, io percepirò che la mia pazienza sia andata per quella storia, perché io ho sentito la risposta di Dio. Aspettate nel Signore, aspettate la giustizia. La fede esistirà ancora in questa terra, quando la sua Chiesa e il suo popolo cammineranno sotto la pressione e la ingiustizia, ma crederanno nella libertà di Dio. La promessa alla Chiesa, la promessa a tutti i figli di Dio è la persecuzione, perché il nostro modo di pensare è diverso di questo mondo. E quando io soffro questo, io posso aspettare la giustizia di Dio. E il giusto giudice agirà in modo favorevole ai suoi figli. Chiesa, fratelli e sorelle, cercate questa vera e unica giustizia. E finiamo con Geremia 33:3. Geremia 33:3. Que coisa é escrito? Invoca-me e io non ti risponderò. Invoca-me e io ti risponderò. Ti annunzierò cose piccole.
cose grandi e impenetrabili che tu non... Carissimi, questa ultima parte qua è più profonda. O meglio, tutto è profondo. Invocami, ti annunzierò. Ma sapere che un Dio mi rivelerà cose che io non conosco. Sa, io non conosco, io non lo so. Ossia, io non posso neanche immaginare. È quello che Dio mi rivelerà. E prendere, come si dice, un passo di fede, che la risposta di Dio arriverà in modo completamente diverso di quello che sto immaginando. Perché io ancora non conosco quello che Dio sta preparando per me. Ancora eu não ho visto quello che Dio sta preparando per me. Ancora eu non lo so quello che Dio sta preparando per me. Ma una cosa io lo so, che Dio sta preparando per me qualcosa che io non lo so. E è qualcosa di bello, e è qualcosa di stupendo, e è qualcosa di meraviglioso. Io posso dire l'altra cosa, e è qualcosa di giusto. Giusto agli occhi di Dio. È questo che Dio sta preparando. Invocami e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e penetrabili che tu non conosci. Così io posso camminare per fede in pace, perché Dio mi risponderà. Che Dio mi risponderà. Amém, chiesa? Fidate di questo Dio. La storia di questa parabola è di avere fiducia nell'unico e vero Dio. Fidate di questo Dio. E Dio risponde. E Dio risponde. Dio non permetterà che tu subisca ingiustizia. Dio ti risponde. Preghiamo.